everybody, my friends. This is Annalisa Pompeo from Go Sicily, and look where I am. I'm in a pistacchietto with my two new friends, Carmelo e Totò, and I'm in Raffadali. Ciao guys. Hi. How are you? Fine. Oh, perfect. So I'm here because this is an important day. We are opening cooperation, because we all work in the same territory. This is Raffadali. I already do some food tour in Raffadali, going to the flour mill and to the goats. And now I wanna show you something that is beautiful. Chiara is recording the video. Chiara, can you come closer? These are pistacchio di Raffadali. Pistacchio di Raffadali is receiving the DOP. Everybody knows this is a very important award, but I wanna ask to the representative of the Associazione del Pistacchio di Raffadali, and Carmelo is an agronomo, so he is the specialist about the agriculture, the cultivar, and Totò instead is the specialist about the promotion of a beautiful event that happens in September, so is la festa del Pistacchio di Raffadali. But we start from Carmelo. Carmelo, adesso io ti chiedo, come per l'olio, come per il grano, come per l'uva, anche il pistacchio ha le diverse varietà, no? Sì. Le diverse cultivar. Sì, certo. Il pistacchio ha diverse cultivar, nella fattispecie il pistacchio di Raffadali è caratterizzato per la cultivar bianca napoletana, Ok. che è quella che presenta le caratteristiche organolettiche migliori sul mercato e che ci ha consentito anche di iniziare e portare quasi al termine questo percorso di riconoscimento della denominazione di origine protetta. Di pistacchio ne esistono poi tante varietà, tante cultivar, se pensiamo anche alle cultivar estere, Esatto. quella siriana, quella greca, quella californiana, iraniana, perfetto. Guys, Carmelo is saying that as grains, wheat, grapes, olives, they have a different cultivar, different species. This happens also with the pistachios. So Carmelo is saying that the main popular in this territory is la bianca napoletana. Why? Because our territory, our soil is perfectly adapted for this cultivar. I'm asking to Carmelo to talk us about the association of Pistacchio di Raffadali that is made from a lot of little producers. Allora, l'associazione conta più di 100 associati, 100 produttori. Racchiude una filiera che è completa, quindi dai produttori ma anche trasformatori, e inizialmente era nata coprendo un territorio limitato di alcuni comuni della provincia di Agrigento, mentre poi in fase di riconoscimento ministeriale si è allargata anche ad alcuni comuni della provincia di Caltanissetta e a quasi tutti i comuni della provincia di Agrigento. Quindi This is really important, guys. So he's saying that they are little producers that decided to stay together and to work together until they can represent the history of a territory. So they have different species, but mainly the bianca napoletana that is marries with another ancient cultivar.
very technique, but the beauty of this conversation is that a territory is made by a lot of people. Grazie Carmelo. But now I want to talk with Totò. Totò, of course, is a part of the association, and he is who is taking care of the promotion also of the Fastuca Fest. Yeah. Fastuca, you have to know that is the Sicilian word of pistacchio. Pistacchio in Italian, in Sicilian is Fastuca. Totò, tu dici cosa rappresenti per questo territorio e cosa fai? Ma noi abbiamo nel 2016 avviato un percorso che speriamo nei prossimi mesi si possa completare con il riconoscimento della DOP del pistacchio dei Raffadali, che come diceva Carmelo, in 33 comuni, 31 nella provincia di Agrigento e 2 di Caltanissetta. Ma lo scopo di questa nostra iniziativa era quello di riconoscere un territorio, una denominazione importante che ha una storicità enorme, e soprattutto tutelare e valorizzare e promuovere questo territorio. All'inizio abbiamo voluto creare un evento che era Fastuca Fest, con lo scopo di mettere non solo il pistacchio o farlo conoscere dal punto di vista del frutto, ma anche della sua trasformazione. Sì. E questo ha dato veramente grandi risultati, perché abbiamo realizzato questi eventi ogni anno con un numero crescente di persone. Sì. Ognuno si è inventato, i nostri trasformatori, un piatto contenente il pistacchio nelle sue varie forme, dolce o salato che sia, e soprattutto il riscontro più bello è stato quello di vedere diversi giovani, diversi ragazzi che hanno ripreso un po' gli impianti dei loro nonni, gli impianti anche abbandonati, e nuovi impianti che andranno in produzione. Come voi sapete, circa 7 anni ci vuole per mettere in produzione un pistacchio, e quindi diciamo si sta crescendo in maniera importante, quindi il nostro risultato è quasi raggiunto con questa crescita. Meraviglioso. So what Totò is saying that the beautiful thing, they started like something like passion, because they are teachers, so they decided to start this path only for passion. Now each September they organize this festa del pistacchio di Raffadali to promote the territory. And the beautiful thing that is happening is that each little producer, each little food maker is making food using pistachio in sweet recipes and also in salted recipe. So this is a message from my friends in the States. Oggi è una giornata bellissima perché ci siamo incontrati per la prima volta. We met for the first time and we wanna work together to give you the best experience. Ci siamo uniti per dare a loro, i nostri amici che ci verranno a trovare nel futuro, delle esperienze fatte di pistacchio, food experiences made with pistachios. So you can come, you can contact me or you can contact the guys, and together we are working to offer you something. L'ultima cosa, ragazzi, quando avviene la raccolta dei pistacchi? When the harvest time? Allora, di norma la raccolta del pistacchio inizia la seconda decade del mese di agosto. Ok. Però chiaramente, essendo un prodotto che è legato alle vicende naturali, può succedere che anche si ritardi di qualche giorno. Quest'anno pensiamo si inizi un po' più tardi, perché proprio la stagione si è spostata in avanti, e allora questa potrebbe essere l'occasione anche, Sì. visto che c'è Faremo la questa raccolta bellissima insieme. collaborazione con Go Sicily e Annalisa Pompeo, potrebbe essere l'occasione per farvi vedere come si fa la So raccolta. guys, this is an appointment. We will pick pistachios together and we will record a video. Registreremo un video e glielo faremo vedere. Però è molto faticosa. Of course. And you have not idea how hot is today. It's the 1st of July, è il 1° luglio. So guys, this is everything. A little appetizers. Grazie ragazzi per avermi ospitato nel vostro bellissimo territorio. And nothing. This is an episode of Sicilian Stories with Annalisa. So
you will see this video on my YouTube channel, on my social pages. From Annalisa Pompeo and Go Sicily and the Raffadali and the pistacchio di Raffadali is everything from the guys. Is everything. Ciao belli! Okay guys, now we saw the pistacchietto, so the trees, the pistachios trees, and now I'm with la signora, come si chiama? Giuseppina. La signora Giuseppina e Giovanni, and we wanna show you how to crack pistachios. It's something that is very difficult, because imagine an almond is big like this. A pistachio is big like that. So can you imagine? So you need a cuti. Cuti is bravo, cuti di fiume. This is a stone eroded by the water of the beach or the sea or the river, and this is perfect to crack all the dried fruit. But vediamo come si schiaccia un pistacchio. In this way, right? Come lo schiaccia lei, signora? Ok, so look, Chiara, thank you Chiara always for your help. So look at this, the point is on the top. Chiara? Qua c'è così. Ok, look. Così. Chiara, ci sei? Imagine, one by one. Amore, tu sai schiacciarlo uno? Proviamoci, forza, attenta alle dita. Bravissimo, bravissimo. So guys, look at the color of pistachios. And now we eat. Mangiamo. Signora Giuseppina, grazie per questo, ci vediamo presto. Ciao, da Raffadali è tutto. Ciao.